Il presidente Mattarella non ha fatto nulla di diverso dai suoi predecessori quando ha rifiutato il nome di Paolo Savona per il Ministero dell'Economia. Ne è convinto il senatore PD Andrea Ferrazzi, che imputa il fallimento del governo a una precisa strategia del leader leghista Matteo Salvini. A Renzi Napolitano disse di no e si trovarono altri nomi. Lo stesso fece Scalfaro, vado a memoria, ma lo fecero moltissimi nel nostro paese, perché appunto così prevede il nostro contratto sociale, diciamo. Mattarella aveva detto sì a tutti gli altri ministri, ricorda Ferrazzi, e per l'economia aveva proposto il numero 2 della Lega, Giancarlo Giorgetti. Se ci fosse stata la volontà politica di fare un governo, sostiene il Democratico, a quest'ora ne avremmo uno. Siccome è stato fatto saltare il banco su una cosa di questo tipo dopo settimane di lavoro, io penso che probabilmente l'intenzione reale, soprattutto della Lega più che dei 5 Stelle, fosse quella di andare al voto e che dunque abbiano trovato insomma questo giochetto come occasione, come alibi per fare scattare tutta la crisi. È molto improbabile che il nuovo premier incaricato, Carlo Cottarelli, ottenga la fiducia delle Camere, prevede Ferrazzi. Si tornerà quindi alle urne con una Lega che tutti i sondaggi danno in crescita. Io speravo invece in un impegno politico, un governo politico, perché è giusto che gli italiani che sono stati messi nella condizione di votare abbiano poi la possibilità di poter scegliere, però è stato fatto saltare il banco nel modo in cui abbiamo visto prima, cioè Salvini fondamentalmente si è assunto una responsabilità che nessun leader politico nella storia della Repubblica aveva assunto, perché è evidente, vuole tornare al voto per massimizzare il voto della Lega, sulla testa degli italiani, questo è il problema.